No, le lastre sono 1,5. Queste di sotto sono 16 mm. Ah, che quella da... Figa era qua. Quella da? Quella da 1,5 cm. No, perché Perché alla quella da struttura... 1,5 cm è 1,82 m per 4. No, queste sono 1,50 per 6 da 6 mm, vanno più che bene. Dentro è armata, attenzione. Guardando qui la struttura l'hai visto dire, è ancora più bella, c'è addirittura una prima nazionale. Sì, resiste. Cominciamo con l'ovvio, che è l'orgoglio di fare qualcosa di permanente, peraltro dedicata a una pagina della storia di Gela molto importante, storia di Gela ma anche storia d'Italia, storia di Europa, che è quella appunto dello sbarco degli americani che avvenne nel 10 luglio del 1943 proprio su queste spiagge. E mi è stato dato, ecco, l'opportunità di realizzare una scultura 35 anni dopo che sono andato via da Gela, abito a Palermo, lavoro anche a Roma ed è qui a simboleggiare con le ali di un uccello, di un gabbiano, nel momento in cui quell'atteggiamento tipico che parecchi documentari hanno anche adesso fatto vedere dell'avvertimento quando gli si viene minacciato il nido. Quindi queste due ali simboleggiano quell'atteggiamento che crea timore che quel giorno Gela voleva riversare a quelli che credevano fossero gli invasori, ma poi la storia ci dice sono stati coloro i quali ci hanno liberato. E posizionato in questo punto non a caso, perché non so, molti di voi sapranno ovviamente, che il giorno prima le truppe italiane, militari che erano qui presenti a Gela, sapendo dell'avvicinamento di alcune navi, ritenendo che attraccassero nel pontile nella maniera tradizionale, pensarono bene di bombardarlo, che poi è stato ricostruito appunto nel dopoguerra. Quindi questo simbolicamente è il luogo dove si pensava avvenisse la minaccia, no? Anzi si mettesse in pratica la minaccia. Allora questo uccello avverte, no? Cerca di creare timore, no? Attraverso questa apertura delle ali, no? A chi si sta avvicinando. Lo spazio peraltro permette due visuali, come due erano, no? Le visuali allora di chi stava a terra e quindi vedeva chi si avvicinava e chi invece dal mare avvicinandosi vedeva la città e vede appunto questo avvertimento. Poi sono orgoglioso ovviamente e questa è la parte bella. C'è una parte un po' amara invece in tutto questo, che è quella che non c'è oggi la presenza di nessun americano. Io personalmente chiedo scusa agli Stati Uniti d'America, chiedo scusa ai familiari delle vittime che sono morti per garantire la mia e la vostra libertà, perché se ne dica, hanno garantito e mi hanno consentito che da quando sono nato ad adesso io vivessi in una condizione di democrazia e di libertà, grazie agli americani e grazie alle vittime che hanno trovato l'ultimo respiro in questa spiaggia. Non ci sono, non so di chi è la colpa e non sta a me, Qui ci sono tre ma io americani. voglio ringraziare gli americani e chiedere personalmente di nuovo scusa, sperando che l'accettino, agli Stati Uniti d'America. La libertà! Ah, poi ciao a te.